Secondo i dati forniti dall'ASP di Agrigento, sono 56 nuovi casi Covid registrati in provincia. La situazione con i dati ufficiali dell'ASP di Agrigento è questa: 56 nuovi casi di Covid-19 su 308 tamponi effettuati. Dall'inizio della pandemia i tamponi sono stati 28.350, di cui 14 nuovi ricoveri, 2 le persone ricoverate in strutture low care, 49 i soggetti in quarantena e 15 guariti. La mappa dei ricoveri è così suddivisa: 22 persone si trovano all'ospedale di Agrigento, 4 al Barone Lombardo di Canicattì, 1 al San Giacomo d'Altopasso di Licata, 6 all'ospedale di Ribera, 18 al San Giovanni Paolo di Sciacca, 12 in una foresteria di Sciacca, 11 al Sandelia di Caltanissetta, 1 a Partinico, 3 al Cervello di Palermo e 1 rispettivamente a Biancavilla Borgetto e in una RSA di Caltanissetta. Gli attuali positivi maggiori nei comuni sono Sambuca di Sicilia con 89 casi, Agrigento con 47, Licata con 46, Santa Margherita Belice 43, Canicattì 42, Sciacca 40, Favara 36, Porto Empedocle 33. Nessun caso, 0 si sono registrati ancora a Siculiana e Burgio. Dando uno sguardo ai casi Covid della Sicilia, sono 1024 i nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, 8.034 i tamponi effettuati, 18 i decessi che vanno a un totale di 536 persone. Con i nuovi casi salgono così a 16.064 gli attuali positivi. Di questi 1.167 sono ricoverati, 1.025 in regime ordinario, 142 in terapia intensiva con un aumento di 10 ricoveri. I guariti salgono a 266. I nuovi positivi sono distribuiti per le province: Palermo 209, Catania 258, Ragusa 249, Messina 92, Trapani 15, Siracusa 174, Agrigento 8, Caltanissetta 19.